Andrea Falsirollo, presidente dell'Ordine Ingegneri di Verona. L'Ordine Ingegneri è un ente pubblico che ha l'obbligo di tenere l'elenco degli iscritti che possono, firmare e progettare per conto dei propri clienti, quindi sostanzialmente l'elenco di tutti gli ingegneri iscritti a Verona. Tra questo la nostra attività è anche verificare il corretto comportamento dei nostri iscritti, quindi l'etica professionale, e nel caso in cui non lo facessero, l'Ordine Ingegneri ha la possibilità di sanzionarli. Poi, oltre a queste attività dettate, determinate da normativa, facciamo anche delle attività formative per i nostri iscritti e anche altre attività collaterali dove coinvolgono sempre tematiche del nostro settore, dei nostri settori di appartenenza, e che coinvolgono anche i nostri iscritti. Queste sono sostanzialmente le attività principali che facciamo. Allora, nel 2020 come Ordine Ingegneri abbiamo fatto diverse attività. La principale, per cui i cittadini ci conoscono, è l'iniziativa che noi chiamiamo Open, perché è aperta anche ai cittadini, alla partecipazione dei cittadini, dove avevamo affrontato la tematica dei ponti della comunicazione. Il titolo era proprio Ponti della comunicazione, prendeva ispirazione dal ponte Morandi, che poi è stato inaugurato ad agosto del 2020. Proprio prendendo spunto da quell'argomento abbiamo individuato 10 tematiche affrontate dalle nostre commissioni dell'ordine, dove ogni commissione praticamente poneva un tema da affrontare con i cittadini, declinato in modo semplice e comprensibile. Tra questi ci sono alcuni che mi piacerebbe citare, che è quello dell'inaugurazione del Ponte Morandi, quindi come è stato ricostruito, quali erano i progetti chiavi, come erano gli spunti dati dal progettista per costruire questo ponte che era praticamente declinava il rilancio dell'Italia dopo la caduta del ponte. Poi abbiamo affrontato le Smart Road, la presentazione del come sarà il futuro casello di Verona Sud, e fino a questo punto abbiamo affrontato i punti materiali, perché i ponti della comunicazione era evidentemente le strade, i ponti, i viadotti. Poi abbiamo affrontato i punti immateriali. Tra i punti materiali il tema che ha più interessato la cittadinanza è stato quello del 5G, questa tecnologia che è temuta da alcuni e valorizzata moltissimo da altri per la sua declinazione tecnologica. Questo tema, proprio per affrontarlo e interessare la popolazione, i cittadini, abbiamo lanciato un sondaggio che ha visto partecipare 50.000 votanti e frequentare i nostri social circa 350.000 contatti. Quindi avevamo individuato un tema interessante, l'abbiamo declinato affrontando il tema a 360 gradi, declinando tutti gli aspetti, anche quelli sanitari oltre ai tecnologici, per far capire ai cittadini quali sono i rischi e le opportunità di questo tipo di tecnologia. Quest'anno invece la tematica principale è quella che si sta discutendo ancora adesso in questi giorni da parte del governo, che è il Next Generation EU e il piano nazionale di ripresa e resilienza. Evidentemente questo tema non potevamo non affrontarlo, quindi sarà il tema principale della nostra rassegna Open del 2021. In questa rassegna parleremo di sostenibilità, declinata come sempre attraverso quelli che saranno i progetti presentati dalle nostre commissioni, e affronteremo anche il tema dell'economia circolare, un tema che sappiamo e sentiamo dai mezzi di comunicazione interessare molto le aziende e anche la stampa, perché è un tema innovativo che sarebbe parte principale del piano di ripresa e resilienza. Un tema però di cui si discute spesso, ma di cui si conoscono poco i contorni, per cui cercheremo di declinarlo con esempi pratici, proprio per informare sui temi dell'economia circolare, come andrebbe considerata per dare un vero rilancio alla sostenibilità, e per formare i nostri iscritti in modo tale che siano comunque i leader di un mercato che si deve ancora formare e che produrrà gli effetti di quello che dovrebbe essere la transizione ecologica, ovviamente insieme alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica. Questi però sono temi che noi già affrontiamo quotidianamente, perché sono temi che sono già nostri e propri e molto conosciuti anche tra i cittadini.
Questo è quello che faremo nel 2021. A inizio anno abbiamo anche fatto un evento mettendo in conoscenza imprenditori e nostri iscritti, perché sappiamo che la ripresa dell'economia, delle aziende e il rilancio dell'Italia passa anche dalle conoscenze, dalle competenze e soprattutto dalle competenze tecniche. Questo è il motivo per cui le aziende ricercano molto competenze ingegneristiche, e per aiutare il territorio alla ripresa e al rilancio abbiamo ideato questo contest dove, insieme alla Camera di Commercio, sempre in modalità virtuale perché fino a poco tempo fa non era possibile incontri in presenza, aziende e professionisti si potevano incontrare per capire se potevano essere di aiuto all'azienda, questo con lo scopo dell'assunzione. Questo è quello che finora abbiamo fatto. È un'iniziativa che è piaciuta molto sia alle associazioni imprenditoriali sia alle aziende, quindi lo ripresenteremo sicuramente a fine anno e negli anni a venire, ma cercheremo di fare una seconda iniziativa a fine anno per mettere in contatto aziende e professionisti non con scopo dell'assunzione ma con lo scopo di consulenze. Sappiamo che associazioni imprenditoriali che hanno partecipato al primo evento, tra cui Confindustria, Appindustria e ANCE Verona, hanno delle dimensioni tali da poter assumere tecnici all'interno del proprio organico. Altre associazioni invece che rappresentano aziende dove la possibilità di assunzione è inferiore, diventa determinante la consulenza che richiedono ai professionisti che collaborano con queste aziende, per cui abbiamo cercato di declinare anche un contest dove si potessero confrontare professionisti che offrono consulenze specialistiche e aziende che ne richiedono il servizio. Questo perché tante volte alcuni servizi, faccio un esempio, quello che magari è più evidente al momento, la cyber security, non è una consulenza, è una professionalità che si può trovare facilmente nel mercato e magari è difficile anche valutarne le competenze. Per questo motivo vogliamo creare questi momenti di incontro con le imprese per anche selezionare quelle che dovrebbero essere le figure che le aiutano ad affrontare il mercato e le proprie esigenze interne all'azienda. Tra i progetti che abbiamo in futuro, per il futuro del nostro ente, oltre a questa iniziativa Open, c'è la Fiera del Condominio, un evento che facciamo annualmente nel mese di ottobre e che ripresenteremo anche quest'anno nonostante i problemi relativi alla pandemia, ma sarà centrato sempre sul condominio e sul tema dominante del momento, che è il super bonus. Un super bonus che ha bisogno sempre di essere declinato in maniera corretta, che ha sempre bisogno di interpretazioni, perché nonostante tutto è un tema che è entrato in essere a settembre del 2020, che però continua ad avere aggiornamenti. L'ultimo l'abbiamo avuto il 31 maggio col decreto semplificazioni, che sarà legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per cui affronteremo tutte le tematiche vecchie e nuove con gli enti interessati, quindi con Enea, Agenzia delle Entrate e gli enti locali, in modo tale da aiutare a interpretare le normative, così da delineare quello che è l'assetto normativo attuale. Oltre a questo ci saranno degli incontri ad hoc specialistici sul super bonus, e sempre per aiutare i nostri colleghi ad affrontare questo momento difficile abbiamo creato una serie di convenzioni, non ultima quella con Cassa Padana per la cessione del credito da parte dei nostri colleghi. Un accordo che non punta ad avere dei vantaggi economici, ma quello che è il più importante di tutti, il vantaggio temporale, per cui con Cassa Padana abbiamo ottenuto di avere una valutazione delle pratiche in 7 giorni,
e questo vuol dire accorciare di molto i tempi della cessione del credito e quindi dell'ottenimento del superbonus. Questo è un vantaggio che credo sia, diciamo, determinante in un periodo in cui accesso agli atti, pratiche edilizie e scadenza del superbonus, diciamo, mettono a rischio tante volte l'ottenimento. Avere una veloce autorizzazione della pratica permette di, diciamo, avere meno rischi dell'ottenimento. Allora, come professionisti siamo sempre impegnati in attività che finora erano standard. Adesso però la pandemia ci ha messo alla prova, per cui le nostre attività sono state messe alla prova da quello che il cambiamento ci ha indotto a fare, quindi essere flessibili. D'altronde anche il piano di ripresa e resilienza prevede che ci sia una flessibilità da parte delle aziende e comunque anche dei professionisti ad adeguarsi a quelli che sono le nuove condizioni al contorno per vivere e lavorare, per cui i professionisti da questa nuova condizione troveranno spunto per migliorare e interpretare il proprio lavoro e la propria vita. Così anche noi come ordine abbiamo reinterpretato la nostra organizzazione in modo tale da essere flessibili e da rispondere in modo agevole e veloce alle esigenze dei nostri iscritti. Per questo motivo non abbiamo tirato i remi in barca, ma abbiamo continuato a fare le attività, anzi ne abbiamo moltiplicate, perché è molto più semplice fare delle attività in videoconferenza che in presenza, per cui abbiamo moltiplicato gli sforzi per renderci sempre più disponibili nei confronti dei nostri iscritti. Non solo perché comunque c'è una facilità nel creare iniziative in videoconferenza, ma anche perché i nostri iscritti ne avevano bisogno visto questo momento, per cui attività per dare supporto formativo e informativo sono stati fondamentali per questo passaggio di modalità di vita e di lavoro.